Stanno arrivando anche a Padova per la cremazione una decina di salme di malati morti a Bergamo per il coronavirus. Risalgono i giorni scorsi, contati tra gli amministratori lombardi e quelli di Palazzo Moroni, che hanno offerto la solidarietà e la massima disponibilità a collaborare per affrontare la terribile emergenza. In queste ore è chiaro che dobbiamo essere attenti al nostro territorio, ma non possiamo non essere anche attenti ai territori che ci stanno intorno. Per questo nelle ore scorse con i servizi cimiteriali abbiamo contattato il comune di Bergamo sapendo qual è lo stato di grave necessità in cui versa in questo momento e per capire in che modo possiamo eventualmente supportare i nostri colleghi. Bergamo in questo momento sta gestendo la grave situazione rivolgendosi ad altre città, in particolar modo emiliane. Nel frattempo però l'amministrazione padovana è stata contattata da alcune imprese di onoranze funebri che hanno chiesto la disponibilità del forno crematorio. La decina di salme arriveranno a Padova tutte nella massima sicurezza e applicando i protocolli del caso. Nei prossimi giorni conferiranno al nostro servizio cremazioni alcune salme, si tratta di 7 salme che ovviamente verranno trattate come sempre nella massima attenzione. Credo che sia veramente una dimostrazione di come sia importante in questo momento essere solidali gli uni con gli altri e cercare di supportarci.